Questa vaia è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei della Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu a un attuviu nu de Boga Bogi, sa trasmissione in lingua sarda e a tra linguas de Sardinna, che vuole di donare i bogi a chi ne ha di decidio de bivi, traballai e frinca in Sardina. In questo attoviu eusu a seguire su viaggi nostru con istrumas de su folk, per contare il logus e sa cultura in soro. Bordaduras, collorisi, prendas, relicchiarisi, orerias, che passano de mamma in fila, con su graiori mudu, de dottu cussu, ca non si narada ma si lassada. E su pedio i gruppus de si contai questa vestimenta a rogu, de noi beni di sudessiu, e ta sentitu deniti con su grammaglio in sutturu o una culla in ispitturras. Io su ascoltau storias de viddas ca in questa sfilata torranta gattai sa voce in soru e sa dignità propria. Poitta camminai a pallas de su santu non est una movida de folclori, est un attu politicu, in su sentidu prusu anticu de su fueddu, affrimmai ca si bifidi, ca sa quanta da una storia e ca non si usu a disposu, o da scaresci. Sa reginatura candi bessidi de custus attopius non est ispeddiu, est designu. S'attrividu de torrai caballu a sa cultura de sa propriu bidda, da ingolli in noi su centru de Casteddu, ananti a millenas de personas, esti finzas una manera bonai ca custa vida sa ballinti, ca custa manera de fueddai balliti, ca custa festa balliti. Sant'Effisi, diveniti aici, su sprigu in noi sa Sardinna, si castiat in trea e si cannosciti. Erdemme des annos si participamos a Sant'Efisio, una die i settamos totus, oltre a nos gioviare, nos pare sempre bello a dare ustonore a sa vida de Cagliari. Io ho 27 anni, a me non abbiamo mai nemmeno su gruppo, non sono coinvolto grazie a Sisola, però da minoredda poi sempre stati su stumane, mi è sempre aggradato, vorrei sperare a noi meo e stia da su stumane, andava da tenore, quindi non eravamo non la trasmitti, me la trasmitti questa passione. Siamo sia femmine sia uomini, va bene a spizzineddo, stiamo cominciando a fare queste prove a spizzineddo proprio per includere la gioventù, però la maggior parte siamo tutti giovani, fin da poco, e che sono i promanno. Il gruppo, che sono dai 37 anni, ho parte del gruppo, quindi sono delle sprovette. Angela è più giovane, a me è più minore, e ho belle cadanne in Sant'Efisio, quindi su un 30 in banno più o meno 30 anni, dai 30 a 30 in banno venendo a Sant'Efisio. È sempre bello, è sempre un'occasione manna di giocare a tre suo gruppo, si conosciamo, un panzo si stranzo, e che allora una dia diversa in compagnia di tutti. Il gruppo si occupa di professioni, di sfilate, di ballo. Vai su tenore pure a parte del gruppo e noi siamo venuti a roba culturale, abbiamo presentato un libro, lavoriamo su stumene, su la tradizione nostra di mantenere ostrinta la tradizione nostra, via adesso, sia del sorballo sia del stumene e sia del fino a queste alleghe, e siamo un po' perdendo, viene sormando
le allegare in sardo e siamo hanno trasmettere su spizzino, i bene o male viene su spizzino minore se allegano in sardo in noi, nei sindomo nostro tutti su spizzino allegano in sardo. La particolarità di este unico, su senso non si nassimizza da un altro costume. Su Lionzo queste particolare di Saemmina, però a Nas ed in Bidda, Nas di Zaida su Bacco da Setta e viene di allevare in Bidda e ad un lume queste razza orgosolo, vado una tessitrice e alleva sul Bacco da Setta e lo tessidi e lo realizza su Lionzo. Sono 1,5 metri di tela però in banta mi pare più o meno e poi c'è Santa Elena, c'è ricamo Santa Elena, in generale comunque sto da travallare noi non abbiamo meda oraria aumente altre sustumene si sono viene a Garrior de Oro, noi siamo sul buttone, alle spilla e alle sprugadente, però è una cosa problemità. Noi già belle costume, questa particolarità del suo ricamo, del suo lionzo e delle sue usidure. E su Mattesi, su Zippone, vado a due ragazze, vado a venire sei, vado a due ragazze, se uno de Ojuvaisa e Satter deva Anza, se va Anza è su panni due pilos, su marrone e non Santa Elena. Invece su Sumine su Zippone Tancao, su Zippone aperto. E poi va su Emina e su Sumine sono deviuto, io sono stato olorato con Nied, però c'era Nied, però distingue questa persona io do viuda. Su Sumine pure sono ricamo, su panno e su seda e su raso, sono in particolare, non hanno uno simile in tutta la Sardegna. E attiro queste scarzone sono più o meno a misa sono più o meno siamo tessiose in quasi tutti i costumi della Sardegna. Io sono già ormai 25 anni, anzi 28 anni che io sono Sant'Efisi è una cosa normale, i gruppi sono ormai venuti anni e anni che sfilano e portano so che vorresti una bella dita passare tutto sul pari per questa festa manna che c'è. E dopo ho cominciato in 79, non questo gruppo, ma un altro gruppo sempre di Assemini. Sì, teniamo 20 anni circa e dunque se ricordo un anno e funti gusto poi è venuto il primo volta che sfiliamo e iniziamo a fare un altro tipo di è più ristretto una cosa, so che vorresti prima, noi specialmente in Assemini votiamo su Stapanata o i drucci e cose che invece noi ultimamente, anche poi la festa religiosa, una cosa, evitavo di votare tutte queste cose. Noi teniamo sul corpo e ballo e l'unica maniera per fare spicciocchietto è questa, la città di far entrare sul corpo e ballo che è l'unica soluzione che può fare. Io scanto pure durante questa processione, Salve Maria, su chi vuole i altri canti, su religioso, di appartenenza ecco, a questa manifestazione. Ci causa qualcuno arrennesce pure a entrare, qualcuno invece evidentemente no, non di andare a questionare su Sardo e tutto. Beh, noi sono più che altro su vestiti da sposa come a Savemia, e somini su broccato come a croppetto. Poi naturalmente ci sono vari tipi di brocchetto, su nido normali, su chi vuole essere ruvio, eccetera. Le femmine invece usano mera su gipponi, come a costume posta sposa, e su gosso come a costume più leggero, da non essere abbastanza meno invernali, questo è più che altro invernali. I gunneti naturalmente le femmine cambiano di gusto pure da capori, verde, arrubio, celeste, niente, niente. Una rosa che è venuto il classico che noi in video usiamo specialmente. Ecco. Facciamo un carori che può essere viola, può essere rubio, può essere bianco, può essere verde, no? Cambia su gosto, su proprio.
le spiccioccherie e su cose, poi davanti all'ico e poi naturalmente i gonnas che fonti essere diverso lavoro eccetera e fonti a ruvi, a birdi, celesti e cose. Questo è su. Invece sul maschio manca a volte era su gruppetto normale che vuole essere a ruvi come ti vuoto deo oppure un niedo, birdi e dipende dal suo lavoro. Questo è il suo costume invece del suo maschio. Naturalmente questo rappresenta la sua chi vota il suo sposo, in poche parole, è imbroccato e naturalmente è un vago più prezioso del suo chi vuole essere su gruppetto normale de cose. Poi votavo su sa gunneda, scrazzoni e scrazzasa. E sa berrita commenti a copricapo una rausa del suo chi vuole essere abito maschile. Penso che sia la 50ª processione che faccio noi a Sant'Efisi. Avevo un'età di 11 anni quando venivo con babbo e vengo con tutti i spicciocchetti che mi aiutano. Questa femmina va quasi tutto issa. Oggi sono noi a rappresentare questa vita di Pula e domani quasi si usa a Pula e si fa questa processione in Pula lavoro. Noi abbiamo iniziato nos uomini, preparato da prima, ponendo tutto sul frigo, tutti gli allestimenti che ci sono più rustici. Poi interventi femmine con i sarazzi, con tutti i stiallas e poi a ultimo ponendo tutta la mutta, i floris e fanno tutto femmine questo raballo. Noi abbiamo fatto cose più pesanti, perché dentro un modo di posare cose meglio su di noi, bisogna riconoscere e questo arriviamo a tenere questa conclusione. Noi abbiamo fatto Ave Maria, i Gocci di Sant'Efisi, essendo pulesus, Nora, Sant'Efisi lo teniamo in vita e la nostra cultura ormai di tradizioni, delle nostre famiglie è una cosa che è ereditata dai nostri antenati. Allora, questo è un gilet a rui blu, che questo è proprio risale dell'Ottocento, che è la classica camicia, pantaloni, grazzas e poi femmina variata su costume. Ci sono punti di bagadias, ci sono punti di goialas, c'è su classico vestiti visti di quando si femmina in lutto, c'è su vestiti di gala e su vestiti di dognadiri. E qui noi c'è un misto di tutta questa cultura che teniamo sulla nostra famiglia. Poi per Sant'Efisi penso che intendo una devozione già di vitica si sa pure, perché è una devozione che avvolge tutto, manus e pipius. Però aspettano su puro e su depi coinvolgi. E penso che ci siano rennescendi, assumanco in sadracca cosa mia. È una tradizione, una processione che facciamo già da un bello vago, più o meno adesso 2012. Poi questo gruppo abbiamo fondato in 2013. Grazie a suo parroco che è stato prima, e poi è Monsignore in Brasile, si chiama Giuseppe Luigi Spiga. Io sono il direttore artistico, poi ho fatto il presidente pure, me da volta, cantato San Rosario in sardo, de Bidda. I gocci pure di Santo Giorgio, ma oggi non lo cantato. Un'altra festa che facevo tra Santo Giorgio, che ho fatto la passata, c'è la Madonna della Defensa. C'è una gresieda in Susato, con tutta la gente, questa processione, andavo su De Bidda e ci portavo questa santa a sta gresieda e poi andiamo tornare dopo 2 mesi. Noi teniamo una sorta di bippietto pure che stiamo imparando a cantare San Rosario in sardo, perché è giusto che
che si tramandi di questa tradizione. No, noi su chi stiamo tra de noi pure, la maggior parte funti filo nostro su Nareus e quindi si intende che stiamo su sardo e disispragidi. Callencuno de Issos ha fatto callencuna commedia in sardo pure e quindi con Cufuedo ci bessi di sempre. E poi è bello, poi si canta e quindi insomma si disispragide, ecco. Non è facile a disaguantare, però a bello ci sono arrennescendi. Noi abbiamo giocato 4 bistiri in Areuso, su bistiri di abbordao, che adesso gusto, su bistiri di vanno che funti gusto d'uso, funti di diverso capori, uno te di sagonna birdi e s'altra esti a calore terra, e su scialle completo, su giponi di vanno puro di velluto, su mucadori manno tutto a florigiao, questo è su mucadori da nao, e poi tenevo su satro bistiri che è sinata de andiana, sagonna plus pago pregiata de suvanno costata plus pago e quindi sa gente si bestia in base a su dinai chi teniada in base a appunto su tessuto de sa stoffa dei gonnedas doso donau su nomini ai bistiri. I bistiri appunto de vanno, gusto d'uso de meso, de abbordao, pota sagonna de abbordao e su bistiri de andiana. Su bistiri dei somis esti sa camisa tutto ricammata, su groppetto esti de velluto e tutto s'altro esti de vanno. I ghettas, sa berrita e su gonnellino. Desul este legato a Sant'Efese, quindi ci ho sempre calato. Prima calante sprovvista del Desul e come calante il gruppo folk, però dovevo veramente con piacere e soprattutto dovevo con una vede di Desule sostenente per Sant'Efese. Desul è una idea di pastore transumantes e poi è una idea di commerciantes e quindi Castello per Desul è sempre stata un luogo per vendere questa mercanzia. Quindi Sant'Efese e Santo Frainascio punti due santo ci hanno sempre aiutato i desulesos in viaggio e quindi ho sempre partecipato. Come praticamente il gruppo folk hanno partecipato a questa manifestazione dovante sempre a ricordare sul passato dei desulesos e soprattutto cercavo di coinvolgere i giovani in questa cosa, quindi arribanta dai desolo i giovani del desolo, però arribanta a Castello di Sant'Efese fino se gli studenti di Castello e poi i figli dei desulesos ci parlano di Capitano, quindi è un attovio praticamente tra desulesos in Castello, sempre in nome di Sant'Efese. Io faccio parte di un coro polifonico e in suo coro polifonico non sono sposto in conca a recuperare i goccios, soprattutto dei santos del desolo e soprattutto sul rosario e i preghiere ci prima si canta in cresia. E ho fatto una bella ricerca e si l'ho fatta da spoderare. E questo Serbidi praticamente potrà mandare questa tradizione e soprattutto vuoi imparare ai giovani, poi i giovani un meta distaccato da questa cultura sarda, quindi a bella bello se cercano di sconvolgere per tornare. E in Castello, poi Sant'Efese sempre, cantare sul rosario sull'eso è sempre un'emozione forte. Il suo esomine è semplice, nel senso che è sul classico stile sardo, però su Esulesu si distingue dai ricamo, praticamente si femmina del desolo faiante ancora gommo con ricamo de seda. A differenza per esempio dei satrabidas su costume nostro ha subì una modificazione, però sta barrata sa forma uguale. Sui femminas invece è meda brusu ricco, soprattutto del ricammoso. E noi abbiamo usato sue delle vestas, dei prioressa o dei sposa, in questo abbiamo usato su copricapo casinata su cappuccio, de seda, su cippone, camisa, a tutte su cappuccio abbiamo usato su cucuddo, sa tipica cuffietta che poteva usare da spippiasa, in questo caso abbiamo usato dei mannasa. Poi abbiamo usato spalettas, su sauccio e sa camisetta. Questo è il suo stigno edesolo. Poi serrare tutto, uccente due buttoni a tutte che non si niente e in sa camisa.
Noi veniamo a Castello, mi pare di 55 anni, adesso 71. Io ho sempre partecipato, ho continuato a partecipare tutto il Sagres della Sardegna. Ci fonte un bello gruppo di giovani, giovanetti, giovani 15, 16, 17 anni. È un ricambio che speriamo che continui. Noi vediamo sul Rosario, che si vedeva in processione in Sedori sempre, e vediamo ancora, poi il nostro Santos, e poi noi vediamo i Goccius del Sant'Efisi, come ha fatto i Goccius subinti a Privi a Sant'Antioco, i Goccius del Sant'Antioco Martiri, e noi vediamo sempre in processione. In domo non si questiona da Susadro ogni dì, plus italiano, quindi tenti plus pago non funti ancora smaliziato con Susadro, però assumere con il suo gruppo fai i cantos, tutto sensato, sa missa, noi vediamo oggi, un anno fa è molto il nostro maestro di musica che ci viene da 55 anni con noi, il maestro Vitao, e noi teniamo la villa, Manuela Vitao, che è maestra adesso Cosa Nostra, e quindi grazie a Dio su questa messa per il nostro maestro. Su vestiti del masco e su tradizionali di tutta la Sardegna. Infatti che Castello di volta da un colletto, Sassari di volta da un colletto, Ghilarza un colletto, nostro Sedore è l'ultima bidda della Sardegna che ha di svestito su costumi, su colletto, che veniva da utilizzato in campagna, via da meda comodo po' in sierro, comodo in stati poi si spinasla, eccetera. Veniva da utilizzare in ogni luogo, insomma. Questa tradizione è che se dorico, come tapponavo prima, è l'ultimo costume, l'ultimo bida che ha di vestire su costumi. Per me partecipare a Sant'Efisio è una cosa mera bella, poi è una tradizione che è continuata per secoli. Su costumi di Savemia, come ti dici, non porta d'oro, poi si usata in domo, poi vai su vai, poi cucinai, la gonna in bodrau, su corsetto e su scialle, che noi utilizziamo su processioni, su spettacoli, eccetera, ma altrimenti fiadascetti su fazzoletto, che si usava in conca e in pittura, e basta. Questo gruppo si intitola Pepi Numereu, su poeta nostro, su poeta più importante per l'anno dell'isola, e da dedicato sull'umane del suo gruppo. Si usa dal 1980 che veniva a Sant'Efese, si usa affezionato a questa festa, fa questa professione e quindi non si va a piacere metà di essere in oggi fino a canno. Si usa misturato, ne due di ogni età, di ogni qualità in suo gruppo, ne due pizzocchi con anni di 70 anni, due da fino a fedu, come un noso pizzocchi do spitticcoso. No, la tradizione è tornare sempre di stetti a Sighia, non si piace a seguire questa tradizione, poi deve si scrivere tornare a Mantesio su un periodo suo stile sardo fino a Sadie nostra, è una cosa importante per noi, infatti noi su stile dobbiamo stile, non dobbiamo costume, e poi per noi è un segnale di appartenenza a Manna.
Intonare attivare corsi in scuola, i pizzocchetti imparano a nessi, insomma, questa tradizione è importante di Saida, questa cosa del suo rosario, di mantenere il suo stile, di conoscere il lumene no, dei piccoli dei suoi stili, è una cosa importante, deve essere tramandata fino ai pizzocchetti, ai spipiosi, in maniera che questa cosa non si perda. Su chi biesi no, gesti suoi stile di si sposa, poi te, come te potete sapere, resti ricamau, tenere si sallo a nai giardino, resti ricamau a mano, e questo si può dire da sadie che sa donare si sposa da. Questo stile intonare si narra da brazzeddo, questa brazzeddo assentau, intonare su lumene de Salanasarda este abrazze o bracche, non abrazze, este su stile che ste fatto de abrazze della Nasarda. E questo è stenturau, questo è ricamau, tenete questo biclo fatto della Nasarda, di abrazze, abrazze e ne da traballare in scracchera, no? E ne affilata a salana e ne traballare e poi ne attinto. Invece del sumasco, questo si pone su Mattessi, questo è fatto di abrazze, infatti chi tu da casa du biese è fatto della Nasarda, sa camisa sempre di ricamata a tentura e con questo motivo del ricamo in taglio, vina in bruzzitto, questa è sta entrera, sa cardagula, in tonarese le braghe si muovono in cardagula, sa scarzone, si scarza, sa particolarità delle donate, scadonara come tutti i video della barbagia, si ste vede. Questo è su chi sta barrau, sul reliquiato, usare dell'antica mastrucca romana, no? Prima si ste vede più lunga, la bella bellusa sta corziata e poi si stia praticamente conciata e sistemata come un gilet. I spipi astenianti invece sabrazzedu per l'irghigeddu, no? Su chi si un pedaglio da via da salsetta bianca, no? Via da simbolo di purezza e fino a si spalita sa vienta per scrada, sa per all'irga sa poggiata sa vipia un aspetto più tranquillo, ecco. Sa vipia in conca porta io da su mucatore pittiu come che le cuna pizzocca che tu denede, ciao bella e questo è su stile de sa vipia. Nareoso che è una passione che tengo di piccioccheddo, perché zio mio sono in niente a boisi e andavo ad usare giurare per fare questa tracca, che è niente a isso. Poi zio mio si è venuto in becciauso, non ci fu in bruso e sai boisi mi usa a posto Deo. E quindi tengo voi pure, quindi è una passione che tengo, devi che dedo. C'è un traballo a Summacco di un mese e mezzo, no? Ogni notte andai a cosire, stappetto, e varie vettovaglierie che ponnevo su questa cosa pappai, arrangiare i arrori, portare i arrori che prima ogni anno, e si sciuttano, e quindi c'è un traballo mano. Certo che si doveva a fare non dobbiamo. Ho 11 anni, quando c'è via da Don Walter un anno a Sinai. E sono danzare, che sono bistendi e non da Sant'Efisio. Per quanto riguarda le femmine, sono vestiti antichi di una collezione di un amico mio Designa, Gigi Frigao, che è un grandissimo collezionista, un appassionato dei costumi, specialmente della vita nostra. Per quanto riguarda invece i costumi maschili, portavo la vestimenta che si impararono in tutto il capitano Castello. Normali crazzasa, arrora, serenicco, berritta, croppetto e via. Tutte le volte a Savipia è un vestire di abbodrao e un vestire giornaliero, mentre sul vestire che c'è sta a fianco è un vestire di sposa, di abbrocao buono, agune da rubia, un zavellara, isprendasa, su velo e scrapittasa, porta screpetta pure vianta imbussarasa di abbrocao. A differenza del suo colore che via sa gunnedda. Con su grammo è sul secondo anno che si usa vendi Sant'Efisi, si usa meda devoto a Sa Madonna, tant'è vero che c'era votivo, i standardos, i scattasa veramente in sardo, sa prima è dedicata a Sa Madonna e poi ho fatto un'altra dedicata a Gesù Santos. Ci fu ciò che puro,
Quindi lo soleo su coinvolgi giustamente, poi insomma, noi pure se vendi mannasa, quindi è giusto che questa cultura andi da innanzi e che comunque questa tradizione non andi peldia. Benito con noi volentieri, poi comunque ci da lo scoinvolgeo su queste cose che vedo, quindi è una cosa meda bella poi supporo. Sì, si stanca su tutto, ok, però i funti preciosi devono venire con noi. E quindi io sono imparato su canto, insomma, la recitazione del San Rosario. E quindi io sono su con noi, anche si leva nostra dopo, no? Questo viene da Zerriao, Costo de Oro, poi che aveva fatto de broccao. Quindi non tutto si può diventare permetti su broccao, quindi via da una cosa elegante e in suo stesso tempo poi signora Zabrusa altoloccadas, poi sempre su sciallo, sa camisa è sempre uguali. Anziché portare su velo, noi si portano su Moncadori, che le processioni si andano da Calau e non a Cappiau. Perché da Cappiau si stigando i messaggi andando a fare su Vani, andando a fare su a Sciacquea Sarrio, insomma, pianta faccenda giornaliera. Somini porta da sutta una mutanda bianca con un vizzo. Poi su grazzoni sempre fatto un'orbaccia, i scrazzas, sa camisa, questa è fatta a puntenù. Su gossetto, su gipponi e questo colletto meda atto che viene di Namidau e quindi da parrai bello in evidenza, poi per risaltare sul ricamo. A differenza, te una tenis a barritta puro, però a differenza, essendo stato comunque dominato dai spagnoli per me da tempo, noi come testimonianza tenuto su cappello grigio e stile spagnolo. Ora, Deo e Annai, che Sant'Efisi sa giurire, in saluri, in pace e che vrimi questa guerra che ci punta. Poi questa cosa mera, ma mera però importante. Sa di una scettica, abbiamo supposto un uomo giù. Gedito merita su chi ti faccio. Ecco, questa è la frase che mi viene da dinai. Merita su chi si offende poi. Altros anni. Insomma, il suo santo di tutta la Sardegna, pinnica da tutti i sagenti, il gruppo folcloristico, certo, si pinnica su tutto i appari e pregao specialmente in questo periodo vostra pace. Cioè, Sant'Efisi ha donato la vita buonoso, è giusto che preghiamo in paradiso per la pace, che accabi di questa guerra che ci fonti in ogni luogo. Grazie a voi che si torrà a sapere questa cittadina di cui non ha più nulla poca voce, che in sunteri si olesi segnalare eventi, su fatti, su acontessi, su chi pensai che fontidini su dessi contausu, tu potessi fare scrivendosi una lettera a bocaboci.tv @gmail.com. Poi tasio su noi, più che tutto, poi intendessi a voce da vosotros.